So che non dovrei rispondere a questo tipo di commenti, però mi ha fatto troppo ridere. Ciao, sono Cristina e sono nata con la sindrome di Noonan. La sindrome di Noonan causa molti problemi fisici e anche deformazioni fisiche anche molto dolorose, tra cui anche ai piedi. Lui non intende i piedi dell'Hobbit perché ho i piedi pelosi, no, non sono pelosi, ma porto un 42, ho l'ipercheratosi, cioè l'iperproduzione di pelle, in poche parole molti calli, la luce valgo da sempre, l'ho sempre avuto fino a quando ero piccola, e il piede piatto. Questi problemi mi causano molto dolore, faccio fatica a trovare paia di scarpe che mi facciano camminare bene e questo mi causa anche problemi di deambulazione. Questo commento l'ho trovato sotto ad un video in cui faccio yoga, cioè esercizi che io con la mia malattia non potrei fare, però io mi ribello, io me ne frego che ho la malattia e che ho dei limiti e alleno il più possibile il mio fisico e il mio equilibrio per cercare di star meglio. Perché le persone malate cosa dovrebbero fare? Stare depresse tutto il giorno a casa a lamentarsi e a dimostrare, cioè farsi vedere che sono deperite e tristi. E sì, lo sono, però cerco di reagire perché depressa già lo sono e lo sono stata per molto tempo. Comunque, la sindrome di Noonan è caratterizzata anche dalla bassa statura, cosa che è l'unica cosa che non ho perché sono alta 1,73. Questo è forse il motivo per cui ho un 42 di piedi. Anni di bullismo mi hanno insegnato che bisogna ironizzare di fronte a questi commenti. Allora ironizziamo, però ricordati tu che hai scritto che alla fine della saga del Signore degli Anelli tutti quanti si sono inchinati e hanno ringraziato gli Hobbit perché hanno fatto cose più grandi di loro.